Salute a tutti! È un grande piacere presentare oggi il mio nuovo libro intitolato La Grecia sardo-pelasgica. Il primo capitolo è dedicato alle divinità del cielo, in cui apre il sippario Sadie, da cui nasce lo stesso Deus o Zeus. Seguono poi i titani con in vetta Urano e Gea e più precisamente Currano e Caia. Non dimentichiamo che Caia o Caio sono nomi molto comuni nella Roma repubblicana. La voce Caia, unita all'articolo determinativo sardo sa, diviene Sacaia, lemma che identifica la pecora che non aveva ancora figliato. Infatti nella mitologia Caia aveva messo alla luce Urano per partenogenesi, ossia senza il seme maschile. Dopo i titani descrivo i divi o gli dei che considero di provenienza sarda, poiché solo nella nostra lingua hanno un significato intrinseco, che manca invece nel greco, sebbene poi gli Achei e i Dori li abbiano fatti propri. Tali divinità sono Istia da Beste, Climene da Lumene, Atlas da Tula, Pleione da Pulesone, Demetra da Demitero, Demessare, Pallas da Paddeu o Padda, Dejanira da Dejana, Saturno da Saturru, Clizia da Luzia, Apollo da Puddu, Diana da Zana, Hermes da Erre o Erminzione e infine Ares da Riso. La scoperta delle costellazioni avvenne già nel Neolitico, quando l'uomo iniziò a navigare nel mare infinito. Il cielo si rifletteva sulla terra come una mappa stellare che consentiva al viaggiatore di orientarsi nel tempo e nello spazio. Così l'uomo imparò a riconoscere il moto delle stelle, alcune delle quali sono giunte fino a noi con nomi sardi, quali Sirius, pronunciato Surzu, e Proquon, che significa proquo, porcu. Il termine rasu indica il sole a mezzogiorno durante il solstizio d'estate ed è ancora presente in diverse località sarde. Questo è il momento in cui l'uomo passa dalla condizione di cacciatore e raccoglitore a quella di allevatore e agricoltore. Il lavoro acquisisce il suo termine dal sardo sulavore, ovvero sia il seminato. Per la tenuta dei campi e del bestiame si fa riferimento all'esperienza del balente, vale a dire di colui che riesce meglio di altri a districarsi con le balle del fieno o con le ghiande ballotte per approvvigionare il bestiame. La patadesa è il coltello di difesa di cui il contadino o il pastore non possono fare a meno per preservare i propri beni. La festa è il momento propizio per godere della vita. L'amistade, l'amicizia viene consolidata davanti al forum, foro, forru o furru, nei giorni segnati dalla Pasca o Pasqua, dalla vittoria o vittoria. Non può mancare in questi frangenti la musa o samussa, impersonata dalla bellezza femminile, quando nel giorno di luna piena sa sbacianas o baccatias, le giovani nubili, vestite candidamente per glorificare la luna, si concedono ai propri fedales. I boccoli d'oro, accarezzati dal vento, riflettono sulla terra ciò che il sole con i suoi raggi disegna nel cielo. L'Occidente era abitato da un popolo tra i popoli, il primo tra i primi, quello eletto dal Deo e baciato a Sadie, che si chiamava Pelasgo perché vestiva di pelli conciate. Pelasgo fu anche il primo uomo a nutrirsi di ghiande per sopperire nelle cattive annate alla penuria dei cereali. Egli dominò sul Mediterraneo, tanto da considerare quello specchio d'acqua un pelagos, ossia un lago pelasgico. La lingua dei pelagi non era greca, ma barbara, quindi barbarea o dell'arborea, così come la descrivono i cantori dei pelagi. Pelagi erano i re della Grecia antica, prima che gli Achei e i Dori interrompessero il loro dominio durato millenni. La Grechia, Rechia o Arrechia era così chiamata poiché aveva la forma di un orecchio, al quale era appeso l'orecchino del Peloponneso. Gli Achei e i Dori cercarono un etimonimo in Elleni, senza sapere che tale termine aveva la sua origine nel velo di Ercole, padre di Pelagi. Gli Achei sconfissero, ma non cancellarono la memoria storica dei popoli stellari. Gli Ioni, Zanos, i Messeni, Messagios, i Beozi, Bogiados e gli Eoli, Magiolos. Solo qualche regione della Grecia acquisì un coronimo acheo dopo l'invasione avvenuta intorno al 1180 a.C., poiché nella maggior parte dei casi quei territori conservarono il nome sardo-pelasgico. La Macedonia deriva da Macudionia, la Focide da Savoge, la Beozia da Sabogiozia, l'Eubea da Seubogia, l'Attica da Sata o Saz, l'Arcadica da Arcadia, l'Elide da Balis, Valis o Baddis, la Messenia da Messenia, l'Argolide da Sargiola, la Laconia da Salaconia, Creta da Curreta e Corfù da Chercura.
Durante la loro invasione, i guerrieri Achei e Dori distrussero le maggiori città greche, seppellendo sotto un accoltre di fuoco e massacri città quali Pilo o Pulo, Miceneo, Muchene, Tebe, Cnosso. Atene fu risparmiata poiché, secondo la testimonianza degli storici, la popolazione pellagica fu in un primo momento collaborativa con gli Achei, salvo poi essere lentamente sopraffatta. Le maggiori città hanno però conservato il toponimo di matrice sarda, riconoscibile tra gli altri in Atene da Arzena, Argo da Argiola e Sparta da Isparta. La più antica mitologia dovrebbe essere chiamata sardo-pellagica, poiché è stata ambientata in Sardegna e nel Neolitico, quando 3000 anni prima di Cristo i Greci e gli Achei neppure esistevano. Sia i Chinusa, o meglio Cunnusa, quindi la Venera sarda, e il Sardo Spater, o meglio Apollo, Apuddu, con Diana erano sardi, così come il fiume Ridano che scorreva nell'Arborea. La Sardegna era inoltre l'isola di Atulante e Medusa la sua regina. Il mito dei miti, Ercole trovava sempre qui, nell'isola sacra, con Mere, la sua origine. Ogni cultura ha un inizio e una fine. Dopo millenni di dominio su tutto il Mediterraneo, l'impero sardo si frantumò dopo la guerra di Troia, quando le navi achee chiusero lo stretto di Bisanzio alla marineria sarda. La guerra di Troia può essere definita in termini moderni come uno tsunami per la civiltà sarda. Peggio accadde alle divinità pellagiche nella cosiddetta titanomachia, che gli scrittori greci descrissero come una punizione divina, quando prese il potere la stirpe di Deucalione e dei suoi figli, dopo il diluvio universale. In scura assar bureruta in ube totu bifagenlina, recita un proverbio sardo, povero, l'albero caduto dove tutti fanno legna. La decadenza dei sardi segnò contestualmente il loro oblio storico. Dagli Ittiti agli egiziani di Tebe tutti conoscevano e applicarono la damnatio memorie. In seguito gli Etruschi, falsificatori della storia, provarono a sottrarci il titolo di Tirreni, o meglio Turreni, lasciando ai Romani l'onere di fare tabula rasa dei nostri monumenti. Ma i sardi, duri e puri, sono ancora qui a raccontare la loro storia. Solo attraverso la comparazione tra il sardo e il greco si riescono a comprendere determinati percorsi storico-linguistici. Ad esempio, le maggiori divinità dell'antichità, Apollo e Diana, sono prettamente sarde, perché Apollo non ha un significato intrinseco nella lingua greca ed è un prestito del sardo Apuddu. Diana, in greco, addirittura non esiste e viene chiamata con il calcolo linguistico di Artemis o Artemis, applicando le regole grammaticali del tempo spiegate in questo testo. Apollon traslittera il sardo Apuddu e Diana il sardo Zana. Se dopo aver letto questo libro aprirete la porta della mente con le chiavi indicate nel testo, oltrepassata quella soglia, troverete la Sardegna antica riflessa nella storia greca. Salutis a tutti!